Nel 2011 mi è venuta la voglia di fare qualcosa di benefico utilizzando lo sport, un modo di ringraziare lo sport ciò che ha dato alla mia vita, ossia un'opportunità. Così il primo anno siamo partiti insieme a Tommy Marino per il Kenya, dove abbiamo giocato basket in diverse baraccopoli. Finita questa esperienza ci siamo messi in mente di realizzare delle basketball academy che servissero come modello. L'area dell'Umana Reyer Bruno Cerella racconta così un altro suo successo, forse meno conosciuto, ma che vale quanto lo scudetto appena conquistato. Aiutare gli altri, fare qualcosa con la pallacanestro per i più poveri. Ecco perché è stato lui il grande protagonista della serata benefica al Tennis Club Lido, in cui ha fatto conoscere a tutti la sua associazione Slam Dunks, impegnata nella creazione di Basketball Academy in Africa. L'evento è stato voluto da Elena Costantin, presidente del Tennis Club, con l'adesione di Proloco, Croce Rossa e Protezione Civile. Quanti ragazzi? 4. Abbiamo 4 Basketball Academy, 2 in Zambia, 2 in Kenya, coinvolgendo più o meno in totale in tutti i progetti di educazione, sport e salute più o meno 5.000 ragazzi e ragazze. E non solo, perché va a toccare anche le famiglie e non solo i giovani. Il progetto benefico spazia a 360 gradi nella vita delle persone che vengono raggiunte. Le borse di studio per merito sportivo, che ad oggi sono circa 40 tra ragazzi e ragazze, in situazioni dove i ragazzi non si potrebbero permettere di continuare a studiare. Quindi lo sport le apre una porta loro. Dal punto di vista di salute, per esempio, tutti i corsi o incontri o clinics. Elena Costantin spiega perché questo evento è stato fortemente voluto. Un torneo, il primo trofeo Slam Dunk, e verranno premiati proprio da Bruno Cerella. Bruno farà alcuni tiri a canestro con i piccoli ragazzi della scuola basket ed è qua disponibile tutta la serata per giocare e stare insieme, fare selfie e autografi. All'appuntamento sono arrivati anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e il Prosindaco del Lido, Paolo Romor. Lo sport non solo è uno dei perni fondamentali dell'educazione dei nostri ragazzi, ma sempre più spesso il territorio in questo, il territorio veneziano è molto attivo, diventa veicolo proprio del fare del bene agli altri e della solidarietà. Poi una domanda a sorpresa sul suo tifo Oro Granata. Io sono tifosa Reyer da tantissimi anni, per me la Reyer è la seconda famiglia, è parte di me, la sto seguendo sempre con grande passione. Bruno Cerella è un grande giocatore, oltre ad essere un grande uomo di sport è sicuramente anche un grande uomo nella vita.